Una verità che molti tifosi del Napoli volevano capire è finalmente venuta a galla. Perché Marco Brescianini non ha vestito la maglia azzurra in questa stagione? Durante la scorsa estate il nome del centrocampista del Frosinone era stato fortemente accostato al club di Aurelio De Laurentiis. Ma alla fine la scelta del giocatore era ricaduta sull'Atalanta e il Napoli aveva optato per la strada opposta. All'epoca, la decisione causò critiche e speculazioni. Molti indicarono l'affare perso come un errore di pianificazione. Ma ora, con la fine del campionato, la risposta sembra chiara, e i numeri non mentono. Il Napoli ha deciso di puntare su Scott McTominay e lo scozzese ha superato ogni aspettativa. Arrivato per 30 milioni di euro dal Manchester United, McTominay non solo si è adattato rapidamente, ma ha assunto un ruolo da protagonista a centrocampo. Nell'ultima partita contro l'Empoli ha segnato 2 gol. È stato acclamato dai tifosi e ha ribadito il suo status di uomo in più nello schema di Antonio Conte. La sua intensità, il suo arrivo in area e la sua forte mentalità lo hanno reso un tassello fondamentale. Esattamente il tipo di giocatore che Conte voleva per dare equilibrio e aggressività al settore. Brescianini, invece, nonostante il suo talento, è ancora in cerca di un posto fisso all'Atalanta e non ha avuto lo stesso impatto sul campo. Con tutto il rispetto per l'ex giocatore del Frosinone, il confronto tra i due non lascia dubbi. Il Napoli ha fatto la scelta giusta. Il tecnico Conte ha creduto nel profilo fisico e tattico di McTominay e lo scozzese ha risposto sul campo con regolarità. Gol e presenza. Oggi, quello che sembrava un errore è diventato un motivo di applauso. E chi lamentava la perdita di Brescianini ora capisce perché il club ha scelto di prendere una strada diversa. E voi, tifosi napoletani, siete d'accordo che McTominay sia stata la scelta migliore? O pensate ancora che Brescianini avrebbe potuto brillare al San Paolo? Lasciate un commento qui sotto, vogliamo sapere cosa ne pensate di questa decisione che, per molti, è già entrata nella lista delle più grandi mosse del Napoli.